Da capitano mi tocca rompere le scatole, diciamo. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Valentina Dal Pozzolo, 25 anni, quasi 26, difensore centrale. Essendo capitano cerco di dare sempre il massimo o di impegnarmi ad allenamento per magari spronare anche loro. Come responsabilità alla fine sono tutte ragazze abbastanza grandi, ci gestiamo tutte assieme anche nel riscaldamento, quindi è più un ruolo, diciamo, raffigurativo. Ho iniziato per mezzo anno con i maschi a 12 anni e poi sono passata alle ragazze. Ho iniziato con l'Esedra Don Bosco e poi calcio femminile Padova, che poi è diventato Zenski, e poi adesso a Padova. Allora, l'anno in cui siamo salite in B avevo 19 anni, quasi. È stato, penso, un anno fantastico, un gruppo stupendo e quell'anno abbiamo, penso, vinto tutto quello che potevamo vincere, tra appunto campionato, Coppa Veneto, Supercoppa, e è un anno che rimarrà nei miei ricordi sicuramente. Sentiamo più facilmente quelli che non ci sono rispetto ai pregiudizi che ci sono adesso, e comunque in Italia è ancora un movimento troppo indietro rispetto a tutto il resto, ma come qualsiasi altro sport che non sia calcio maschile, secondo me. La compagna più seria, secondo me in realtà sono due, la Silvia Rapesi, e che nonostante appunto 4-5 infortuni ogni volta che rientrava è sempre stata lì, ci ha sempre seguite e si è sempre allenata. E l'altra è la Sara Midei, che è rientrata da un infortunio da poco e comunque è già lì che si allena con noi e fa di tutto per ritornare in forma, diciamo. La compagna più casinista, sono tutte un po' casiniste nel loro, diciamo Francesca Quaglia. La compagna più forte, senza dubbio, come hanno già detto tutte, Marta Michelon. Ha una visione di gioco fantastica, dei piedi stupendi e quando c'è lei il centrocampo gira che è una meraviglia. La compagna più simpatica, Chiara Sarain, perché anche se hai una giornata storta o se non hai voglia di sorridere, lei con qualche battuta è sempre in grado di girarti la giornata. La squadra dovrebbe mettere più furbizia in quello che fa, magari anche, che ne so, il semplice buttarsi o urlare quando si è per terra, e invece noi ce ne prendiamo tante, ma tante, senza mai far niente. E questa è una squadra che secondo me, se ci mette la testa, può arrivare molto in alto, nei primi posti della classifica, e perché no, magari tentare a qualcosa in più. Ovviamente ci vuole testa e esperienza, perché in Serie A non è la cosa più semplice, diciamo. Fuori dal campo lavoro e studio. Lavoro in trattoria tutti i mezzogiorni e studio per lavorare nel sociale come operatrice sociosanitaria. Voglio ringraziare i miei perché mi hanno sempre sostenuta in questi anni, perché hanno sempre creduto in me nonostante io fossi un po' pessimista a volte, e per avermi accompagnato ovunque, mettendo magari in secondo piano mio fratello, però sì, io devo questo a loro essenzialmente.